abbiamo visto con quanta indifferenza ha defenestrato i suoi assessori, rei solamente di aver voluto rispettare la legge. Sì, signor Sindaco, esistono le leggi, le quali ci piacciono o meno, devono essere rispettate, soprattutto dal primo cittadino che deve dare l'esempio, altrimenti che ci stanno a fare? Noi crediamo che esse non debbano essere manipolate a proprio uso e consumo, ma evidentemente questo non è il suo pensiero né quello dei componenti dell'attuale giunta, vista la disinvoltura con cui si modificano anche bandi già chiusi. Mi riferisco alle borse di studio, iniziativa benemerita, importante per i nostri giovani e che da diverso tempo le amministrazioni sostengono, ma che fatta pochi giorni o sono e con le modalità sopracitate ha veramente un sapore elettoralistico, per non dire clientelare. Noi non abbiamo fiducia in un sindaco che considera l'istituzione pubblica come un'impresa privata e questo per evidenti ragioni di trasparenza. Un sindaco che pensa di essere sempre dalla parte della ragione, di avere sempre e comunque la verità in tasca, che non ha mai dubbi sul fatto, che non si mette in discussione, che opera in modo antidemocratico e antirriverente nei confronti delle persone. Chiedo scusa ai miei concittadini di aver chiesto loro di credere in una squadra che di squadra non aveva nulla e che ha dimostrato fino in fondo di che giocatori era formata. Alcuni hanno giocato solo in azione, altri nel tentativo di difendere la squadra dalla sconfitta sono invece stati messi in panchina o mandati in spogliatoio. La squadra ha perso, quella squadra che ha pensato di poter giocare da sola e senza numeri. I cittadini hanno loro il diritto oggi di scegliersi una nuova guida che non può essere quella che abbiamo avuto fino a stasera e che mi auguro che tra poco non sia più in grado di compiere quegli errori che ha compiuto fino ad oggi, che gli sono costati, la guida di questo comune. Vedi, io penso che a staccare la gente dalla politica, dall'amministrazione siete stati voi, soprattutto con questi esempi. Nella prova che avete speso fior di quattrini, non so, anche omaggio è stato, si sono sempre sforzato, hanno fuori sponsor da tutte le parti, e chiamate la gente in teatro, volantini, locandine, 28 persone. La gente non vi ascolta più, non vuole più saperne di voi. Le ho contate, poi io sono sindaco, le ho contate lei. 28, comprese voi, compreso voi, 28, non è che ci fossero state 28 persone che sono venute ad ascoltarvi voi. È che la gente non ha più fiducia in voi, contrariamente a quello che è. E poi del tempo ve ne abbiamo dato per risolvere questo problema. Dove il mio impegno è stato al massimo, accantonando famiglia, lavoro e affetti. Le problematiche sono state varie, a molte ho dato risposta positiva, ma sicuramente nulla è stato inascoltato, intentato o superficialmente accantonato. La mia storia personale di impegno politico, che dura ormai da tempo, mi ha abituato a momenti di euforia, alternati a momenti di delusione. Sono quindi vaccinata, anche se ciò non attenua il grande dolore odierno, ma con la serenità, credetemi, e certezza di avere fatto per taglio di po' tutto quanto mi era possibile e anche l'impossibile. Resto in attesa delle certe prossime soddisfazioni, convinta come sono che tutto trova nel tempo il suo corretto equilibrio e che i torti odierni saranno sicuramente... Ho sempre creduto che gli eletti dovessero essere leali prima verso il loro sindaco e poi verso il loro partito. Ho dato 4 mesi di tempo a tutta la maggioranza per indicarvi con quali regole noi potevamo, ripeto potevamo, non dovevamo, decidere le cose in pre-consiglio. Non mi è mai stato risposto e anzi sono stato accusato di essere antidemocratico. Io, che per dare spazio a tutte le opinioni ho rinunciato molto spesso alla mia. Avevo anche avvisato tutti che se non ci si adeguava alla maggioranza che decideva, bisognava farsi da parte, altrimenti io avrei preso le mie decisioni come poi ho fatto. Ma Monica Moro, Giorgia Zanardi, Lorena Tasso e Luciano Tamburin, da politici inconsistenti quali sono, che
che mendicano dai tavoli del potere le parole che devono dire o scrivere, senza pensare con la propria testa, hanno voluto dimostrare chi era il più forte, buttando alle ortiche le più elementari regole della democrazia, che dicono che la maggioranza ha diritto di governare e decidere proprio perché è tale. Hanno deciso quindi 4 contro 8 di fare quello che volevano loro, trasformandosi in nuova maggioranza, alleandosi con la minoranza consiliare e decidendo di fatto di concludere questa legislatura. Tutto ciò ergendosi a paladini della legalità, a strani difensori delle regole, ai salvatori del paese che sarebbe caduto in chissà quali disgrazie. Ma fatemi la carità, siete il pessimo e innominabile prodotto di quello che può nascere quando ignoranza e presunzione si incontrano. Ignoranza perché nessuno di voi ha ancora capito cos'è il patto di stabilità. Ammiro Renato che ha cercato di spiegarlo, ma non ci sei riuscito. Sì. A parte ripetere come dei pappagalli che legge ed è illegale lo sforamento. Non sapete neanche di cosa parlate. Mi piacerebbe chiedere a Giorgia Zanardi la differenza tra saldi di cassa e saldi di competenza. Ma temo che senza una telefonata alla Coppola o in Regione Veneto non saprebbe da dove partire. Stai attento a quello che dici perché non ho diritto di dire. Mi piacerebbe chiedere a Tamburin che cos'è la devoluzione di un mutuo, ma temo di indurgli una crisi respiratoria. Mi piacerebbe chiedere a Paolo Franceschini cosa sono i flussi finanziari, ma temo che mi annoierebbe parlandomi del suo ciclo. Mi piacerebbe chiedere a Lorena Tasso qual era il nostro obiettivo 2011 per il patto di stabilità, ma non voglio infierire su chi non sta bene di salute. Sai Lorena, che forse proprio per causa tua che siamo qui questa sera. Come la maggior parte dei tuoi capi sei fuori di testa. E un accordo stretto con voi dura il tempo della stretta di mano che lo sancisce. Spero vivamente che tutti i leghisti si liberino della loro classe dirigente provinciale al più presto. Mi fermo qui con gli esempi perché non vorrei che avessimo l'onore di sentire la voce di Monica Moro, una desaparecida del nostro consiglio comunale, che sia risvegliata dal sonno solo a sentire la parola sforamento. E poi presunzione, dicevo, perché 4 persone che non hanno raccolto neanche 400 preferenze, tutti insieme per dire meno di Laila, oggi mandano a casa un'amministrazione che fino ad ora con i mezzi e il tempo che aveva a disposizione, con il periodo di crisi e i tagli governativi in atto, ha fatto il massimo e anche di più. Guardate che questo è un peccato mortale e di questo vi verrà chiesto conto non nell'aldilà, per carità, ma da domani mattina per le strade del nostro paese. Veniamo ora a parlare del patto di stabilità. Visto che voi, firmatari della mozione di sfiducia, vi siete retti a paladini della legalità e del benessere del paese, potevate almeno essere un po' più precisi nella mozione di sfiducia, ma probabilmente davanti al notaio Schiavi vi tremavano un po' le mani e le gambe nella confusione che avete tra il dare le dimissioni o fare la mozione di sfiducia, per la quale poi, non so se lo sapevate, non c'era neanche bisogno di andare dal notaio, che avete anche pagato per giunta, bravi furbi. La situazione era la stessa il 1° di giugno, era di 800.000 euro meno a settembre. Successivamente, con l'accredito di circa 200.000 euro di contributi regionali e i 48.000 euro di sforamento autorizzato in Regione, siamo giunti a questo dato che i nostri consiglieri peraltro conoscevano benissimo. Cioè mi stanno a casa perché volevo sforare di 88.000 euro quando eravamo fuori 100.000. L'avete spiegato questo ai cittadini? E perché il comune è messo così male? Solo ed esclusivamente perché la regione non ci paga i punti promessi e spettanti. Cioè noi non eravamo nella fase di poter scegliere se sforare o meno, se fare o meno investimenti. La responsabilità ultima di quello che è successo credo in fondo sia mia. Dovevo scegliere meglio i miei collaboratori, ma la volontà nel 2009 di allargare il più possibile la nostra coalizione per assicurarsi il successo elettorale ha portato evidentemente a questo risultato. Sappiano però i tagliolesi che se ci sarà per me un'altra occasione io posso dire di aver imparato la lezione. Il mio affetto e la mia passione per il nostro amato paese sono sempre gli stessi e mi piacerebbe poterlo dimostrare avendo a disposizione un'intera legislatura. Rimango infine convinto che qualcuno più in alto di noi, al quale responsabilmente mi affido, abbia già tracciato quella che sarà la nostra avventura su questa terra. Sta a noi, guardandoci intorno, trovare i segnali che ci indicano il sentiero tracciato da seguire, con sobrietà, con un sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore. Non ho tempo per fare lo sfigato e il triste, questo ruolo lo lascio alle persone che lo sono e sanno di esserlo, e qui ce ne sono parecchie. Io ho una famiglia, un lavoro e tanti interessi. Non sono per nulla attaccato a questa poltrona, infatti non ho fatto nessun accordo svendendomi al miglior offerente. Io ho voluto che nella mia vita non siano gli altri a decidere per me. Ho
Ho voluto essere il punto di riferimento per le persone che hanno bisogno di una mano, non succube della volontà altrui. Ho voluto essere sale della terra, non insipido. Ho voluto essere un uomo libero, non uno schiavo di un partito, di un'idea, di altri uomini e donne che decidono per me. E da uomo libero questa sera vi saluto. La mozione di sfiducia 9 e contraria alla mozione di sfiducia 8. Bene, Viene approvata la mozione di sfiducia. Bene, la seduta è chiusa. L'attacco personale è pesante che non fa certo onore al sindaco nella sua ultima, per fortuna, uscita pubblica. Meglio il commissario di un sindaco arrogante e irresponsabile come questo. E a primavera si andrà a nuove elezioni, la parola sarà data nuovamente ai cittadini. Il lasso di tempo fortunatamente è breve. Con molta amarezza io ho sentito questa sera questa ultima, come dire, questo ultimo discorso del sindaco che veramente mi ha lasciato molto amaro in bocca, perché ha detto delle falsità che non mi aspettavo e mi dispiace moltissimo per questo. Tributi volontari Non mi ha significa mai che sia il popolo che va d'accordo ordinato con qualcosa verso il mio paese che fosse negativo, mai. Quanto è pesato in questa crisi l'appoggio della Giunta Ferro e soprattutto del vice sindaco Marangoni a lei invece che all'assessore regionale Isi Coppola? Ecco, ovviamente questo non lo so. Se una delle motivazioni fosse questa, sarebbe una delle più grandi porcherie o una meschineria unica. Spero non sia questa, perché se questa è una cosa da cotolengo della politica. È apparso un pochino fuori come guardi, io penso di no, ma se questa fosse una delle ragioni, vedi che siamo a un livello un po' bassino, un po' misero. No, nessuna, un po' di amarezza, ma era un esito scontato, visti i numeri che c'erano prima del Consiglio, per cui non ho niente di nuovo. Però ho avuto la possibilità, credo, di spiegare come stavano le cose e spero che la gente se ne faccia l'opinione più giusta rispetto a quello che è successo, in modo che sappia anche considerare il futuro di questo paese a chi può essere in mano. E si ripresenterà in aprile? No, guarda, no, ancora non lo so, sicuramente questa sera facciamo passare qualche mese e poi ne riparleremo.